Gambellini, Patria e Furlane, abbiamo sentito prima Bertolini a Fontanafredda, l'indicazione che ha dato lui per quanto riguarda il referendum costituzionale. Lei come Patria e Furlane o come proprio gruppo cosa voterà per il prossimo referendum? Beh, noi sicuramente voteremo no, invitiamo tutti quanti a votare no. Ci sono, come dicevo, 1500 motivi per votare no. 1500 sono gli anni che sono trascorsi in questa nostra regione, per il Friuli, diciamo storicamente, indipendente da Roma. Caduto l'impero romano, il Friuli in qualche maniera se l'è sempre cavata molto bene, con stretti rapporti commerciali col centro Europa, con la Germania, con l'impero. Ecco, da quando siamo ritornati con Roma, 150 anni fa, abbiamo iniziato ad avere grossi problemi e adesso aumentano, perché con la trovata di Renzi di fare queste leggi, diciamo, che vanno a modificare di fatto la Costituzione e introdurre comunque nuove norme anche sulle elezioni del Parlamento italiano, beh, sicuramente come Regione ci troveremo nella condizione di perdere circa un 30% delle nostre potenzialità economiche. Tradotto vuol dire che ognuno di noi riceverà 700 euro invece che 1000 euro di stipendio, ad esempio. In più non saremmo rappresentati. Diciamo no anche perché crediamo che in Friuli, lo ha sempre dimostrato, la nostra classe dirigente, possiamo fare molto meglio che non l'amministrazione romana. Roma non è certamente l'esempio della buona amministrazione. Senta Gambellini, ovviamente le parlava di Friuli Venezia Giulia, quello che naturalmente balza un po' agli onori delle cronache è il fatto della, diciamo così, ancora siamo una sorta di regione a statuto speciale. Certo. Col discorso del referendum perderemo la nostra specialità o la Serracchiani la sta già piano piano svendendo? Beh, la Serracchiani la sta, direi, regalando a questo punto. Purtroppo sì, la perderemo, c'è poco a fare. Ho sentito qualcuno favorevole a sì che ha detto che non dobbiamo preoccuparci perché ci hanno promesso che, purtroppo le promesse, specialmente politiche, abbiamo visto che non vengono mantenute. Perdere la specialità vuol dire far morire le nostre imprese, vuol dire mandare all'estero i nostri giovani. Direi che non è il caso, votiamo no. Con Luigi Gambellini si chiude qui la primissima parte del telegiornale del